Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Seconda giornata di ritorno della Serie B-Win. Allo Zecchini si cercano i punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out. Il Grosseto di Michele Serena fa debuttare dal primo minuto l'ultimo acquisto, l'attaccante Sforzini proveniente dal Cluj. Nel Sassuolo di mister Gregucci tantissimi gli assenti. Il tecnico schiera in avanti Martinetti con Noselli. Prima della partita anche a Grosseto si osserva un minuto di silenzio per Luca Sanna, l'alpino italiano caduto in missione. Partita che inizia in ritardo perché gli addetti al campo trovano un buco nella porta. Dirige l'incontro il signor Baratta di Salerno. Al quinto minuto, primo squillo del Sassuolo, una conclusione dalla distanza di Noselli controllata senza fatica. Il portiere del Grosseto Narciso. Quadrato Michele Serena, per lui debutto 7 giorni fa ad Ascoli. Positivo, è arrivata una vittoria, il suo Grosseto che cresce nel gioco e conquista dei punti preziosi per la zona salvezza. Ed eccola la prima occasione della partita del Grosseto, con Vitiello che va a recuperare un pallone importante, scocca un destro dalla distanza, pallone che finisce sul fondo. Al 35esimo, attenzione a Mora, l'esterno sinistro del Grosseto che sarà uno dei migliori in campo. Serve il pallone a Caridi, un sinistro incredibile, palla che sbatte contro il palo ed è gol per il Grosseto con Gaetano Caridi, sesto gol in campionato con la maglia dei toscani. Un bel sinistro, quello dell'ex mantovano, un tiro imprendibile per Bressan. 1-0 Grosseto. La replica del Sassuolo, Narciso esce male su azione di corner, ma il Sassuolo non ne approfitta. Si va così negli spogliatoi con il Grosseto in avanti di una rete. Quadrato ancora Michele Serena, 59esimo, sale Mora, il tiro di Mora deviato dalla difesa del Sassuolo, corner per il Grosseto. Salgono poi gli emiliani con un tiro di Martinetti che si spegne sul fondo. Martinetti poi va a reclamare qualcosa con l'arbitro. Entra Cattellani nel Sassuolo, gli ospiti che ci provano un po' in tutte le maniere, ma è ancora Grosseto in avanti con Mora, il miracolo di Bressan, il pallone che viene deviato in corner, davvero imprendibile oggi l'esterno sinistro del Grosseto. Sale ancora il Sassuolo, pallone in area di rigore, ci prova Cattellani, il pallone viene respinto dalla difesa del Grosseto. Cambi in entrambe le squadre, entra Riccio, fuori Troiano nel Sassuolo. Nel Grosseto esordio casalingo per Papavaigo, fuori il match winner Caridi. Quadrato Papavaigo. Ci provano ancora gli ospiti con Narciso che rischia di combinare la frittata. Il pallone viene rimesso in area di rigore, poi libera la difesa del Grosseto. Occasione mancata per il Sassuolo che ci prova ancora nel finale con Titone. Controlla a dovere il portiere dei padroni di casa. Ultima occasione della partita. Il Grosseto che porta a casa il secondo successo consecutivo con Michele Serena in panchina e si allontana ulteriormente dalla zona play-out.